Franco Rocon è il presidente di GSP, Gestione Servizi Pubblici Belluno. Ecco, di fronte alla crisi economica, qual è lo stato di GSP e in generale, secondo il suo punto di vista, dei servizi pubblici locali? La nostra è una società molto territorializzata, ha in essere la gestione del servizio idrico integrato e il gas. Sono due rami di azienda molto importanti per una territorialità come quella montana. Diciamo che scontiamo anche noi le difficoltà e le incertezze che il quadro legislativo si sta proponendo, malgrado avessimo deciso primi tra in Italia a dare un servizio locale completamente pubblico come quello della gestione dell'acqua. Ecco, si parla di federalismo e di attuazione del federalismo, garantendo qualità ed efficienza, un po' la strategia di Comservizi Veneto. Che ruolo può avere innovativo Comservizi Veneto e l'azienda di Belluno dei servizi pubblici? Vinciamo se facciamo squadra, ovviamente all'interno come Servizi. Ritengo che siamo molto attenti, tutte le società, le nostre associate di Servizi, a quelli che possono essere gli sprechi di denaro pubblico. Ovviamente scontiamo anche qui una vicenda in ambito nazionale che vede tutti penalizzati nel contesto di un piano di sviluppo nell'intera Italia. Noi per contro pensiamo che il Veneto abbia le carte in regola per proseguire in una forma autonoma di gestione dei propri servizi pubblici, di dare risposte concrete a quelle che sono le esigenze della nostra popolazione e del nostro Veneto, che è leader in Europa, diciamo, delle nostre attività. Ecco, uno spunto, un'idea, per il futuro GSP, quali progetti avete in cantiere? Ma noi puntiamo all'ottimizzazione dei nostri servizi, anche in innovazione, soprattutto nel settore dell'energia. Siamo leader forse nel Veneto nella produzione di energia idroelettrica, dettata anche dalla nostra territorialità. Ovviamente i salti d'acqua sono fonte di energia, però stiamo puntando al fotovoltaico, puntiamo quindi al settore delle energie alternative come un settore prioritario e primario. Grazie.